Amici di Sportisili, buon pomeriggio, un saluto dal vostro caro Marco Genduso, pronto per commentarvi la gara numero 9 del Palermo Futsal Club, che oggi fa visita al Giudecca. Se punta Nicchia, cambia tutto, Di Chiara intercetta, Di Chiara mette dentro Gennaro, poi Nicchia e Sanzo sulla linea. Gennaro rientra, poi appoggia da Nicchia che veloce la prende, Nicchia calcia, Lagna ancora. Vediamo. Invece è uno schema per la conclusione di Lorenzo Chinnici. Lo schema funziona perfettamente. La sblocca con la maglia numero 10, Chinnici, che poi vuole tutti in panchina. L'abbraccio con Leo Gargano. Come un pazzo, Moncada, Di Chiara ancora, intercetta. Poi Nicchia vuole fare correre il Gese, poi chiede anche un cambio. Nicchia per la Fiora che può calciare. La Fiora! Il 100° gol! Finalmente è arrivato Capitan Vito La Fiora, fa il secondo gol, Nicchia fa l'assist, ma il lavoro di Di Chiara è impressionante, ha recuperato pure questa, 0-2. E La Fiora può calciare, se la costruisce, poi Appellavo di secondo palo! Lorenzo Chinnici chiude perfettamente dall'altra parte e fa 0-3, tutto facile adesso. Contro 2, non la deve sprecare il Palermo. Nicchia per La Fiora, rientra Mancino, La Fiora! E il poker del Palermo, ancora Vito La Fiora. Continuiamo, facciamo il conto, 101 per lui. Il suo momento adesso, gran palla per Pisani, secondo palo! Flavio Cignani segue perfettamente il secondo palo, ma Pisani da una palla meravigliosa, 0-5. Lucchese per la giocata, va al centro, Lucchese, San Martino si accartoccia su se stesso e poi Nicchia può ripartire da parte Gennaro, palla che non passa adesso Nicchia, Gennaro ancora, secondo palo per Nicchia, ha sbagliato qui Gennaro, ha trovato il ruolo di Cignani perché sta giocando benissimo da centrale, per Gennaro prende il palo, Gennaro ancora, palla lunga, Cignani qui buca clamorosamente, Sanzo, San Martino, Pisani alle spalle attaccato, Lucchese, salta tutti, Lucchese, San Martino, perfetto, adesso Chinnici guarda secondo palo, tocca palla, rimane Gennaro, questa volta il gol è valido, 0-6, in Calcaterra, di ritorno San Martino centrale, allontana come può, poi Nicchia, Sanzo, contropiede l'ennesimo, verso Nicchia, Lagna, perfetto. Poi Gennaro è un 2 contro 1, Gennaro per Nicchia, la controlla Nicchia, è arrivato finalmente il gol, 0-7, se l'è meritato, meritatissimo per Nicchia, ma che palla ancora di Gennaro che anche se non fa gol, fa comunque l'assist. Su Chinnici, poi apertura Sanzo, lo fa bellissimo questo gol, palla a fil di palo, non può nulla San Martino, fatto da Cosenza, palla dentro San Martino, Sanzo e San Martino ancora, e Sanzo. Cosenza cerca la porta e la rompe addirittura, non può nulla San Martino, mette dentro San Martino con i piedi, non pulitissimo, va bene così, poi Lucchese, Fabio Lucchese l'aveva sfiorato prima, l'aveva sfiorato anche qualche giornata fa con il portiere fuori, lo fa adesso questo pomeriggio, 2-8 col tacco e San Martino alza la voce, prende il pallone, poi rilancio lungo per Pisani, la controlla Pisani ancora, il dribbling e poi il gol anche di Antonio The Dream Pisani che fa 2-9. È più fortunato di La Fiora, chi dà la palla di ritorno, Pisani ancora la controlla, Pisani doppietta 2-10, sta facendo 3 scontri diretti, lo fa adesso e finisce dunque la partita, 2-10 il risultato, vince il Palermo Futsal Club, vince ancora in trasferta, 0 punti in casa, 9 lontano dal Tocia.